Da campo di calcio a campo della discordia. Il motivo? Una volta questa piccola area era aperta a tutti. Oggi il cancello d'ingresso alla ex casa dello studente è chiuso con il lucchetto ed il campetto è utilizzato a scopo ricreativo solo dai richiedenti asilo o ospiti del CEIS. Così almeno denuncia l'ex vice sindaco leghista nonché presidente del quartiere centro Giovanni Braido. Questo spazio, ammonisce, deve tornare ad essere aperto a tutti nel nome della vera integrazione. Ma non direi proprio della discordia, è un campo dove generazioni di ventenni, trentenni, quarantenni vittoriesi di ogni ideologia e di ogni estrazione sociale ha sempre giocato in questo campo. E adesso? E adesso da 2 anni a questa parte è stato chiuso il cancello, è stata messa una bella erbetta inglese, le reti sulle porte, peccato che noi vittoriesi non possiamo giocare. Lei ha scritto anche una lettera, a chi l'ha indirizzata? L'ho indirizzata a Sua Eccellenza il Vescovo, chiedendo lumi, sapendo perché, anche per motivi, visto che si parla tanto di declarata integrazione, come mai questo campo venga usato esclusivamente dagli ospiti del CEIS e non possa più essere utilizzato da noi cittadini vittoriesi. Innanzitutto aspetto la risposta del Vescovo, che è stato cordialissimo, gentilissimo, perché mi ha risposto nel giro di un'ora, a differenza del nostro sindaco, e per cui aspetto fiducioso anche un incontro per poter parlare, per poter verificare questa possibilità. Ma la risposta del sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, non è tardata ad arrivare. Il campetto non è ad uso esclusivo di qualcuno, è un campetto della diocesi che correttamente e giustamente ha concesso ai profughi. Probabilmente chi fa inutilmente polemica forse avrebbe bisogno di un po' di attività fisica per allertare un po' di più il cervello. Voi vorreste giocare anche con i profughi eventualmente? Perché no? Se capita, se c'è l'opportunità, una bella partita sarebbe anche qualcosa di interessante.